La Calabria è fra le regioni con un tasso elevato di incidenti stradali. Pensate che nel solo 2017 se ne sono verificati ben 2.910 che hanno causato la morte di 100 persone e il ferimento di altre 4.863. Un dato che però, secondo l'Istat, rispetto al 2016 è in controtendenza con quello nazionale, con un aumento degli incidenti del più 2,1%. Una diminuzione del numero delle vittime. In Calabria nel periodo che va dal 2001 al 2010 le vittime si sono ridotte del 20%, pari alla metà della media nazionale, ma secondo il Focus redatto dall'Istituto Nazionale di Statistica, nel 2017 l'incidenza degli utenti vulnerabili per età, bambini, giovani e anziani deceduti è superiore alla media nazionale, 60% contro il 45,2%. Nel periodo 2010-2017 l'incidenza di pedoni deceduti è più che raddoppiata in Calabria e anche nel resto del paese si registra un aumento sensibile. Dunque tutto questo genera anche un aumento sul fronte dei costi sociali, nel 2017 stimato a 388 milioni di euro in Calabria. La regione incide per il 2,2% sul totale nazionale. Inutile dire che le arterie dove avvengono maggiori sinistri sono lungo la zona costiera sulla statale 18 e la statale 106 e nei comuni capoluogo di provincia. Inoltre, secondo l'Istat, il numero degli incidenti è distribuito abbastanza regolarmente nell'anno, con picchi evidenti nei mesi di esodo estivo e durante le festività invernali. In Calabria il 44,7% degli incidenti stradali è concentrato nei poli urbani, considerando anche le aree di cintura che comprendono i comuni più prossimi ai poli, e si arriva al 59% del totale. Incidenti che nella maggior parte dei casi avvengono tra due o più veicoli. La tipologia più diffusa è lo scontro frontale laterale, seguito dal tamponamento. Nell'ambito dei comportamenti errati di guida si segnala il mancato rispetto delle regole di precedenza, la velocità troppo elevata e la guida distratta.